Ben ritrovati con il tempo di un caffè. Nella puntata di oggi parliamo del migliaccio. Sì, il migliaccio è un dolce tipico della tradizione contadina, ha le sue origini nel periodo, nella zona tra Benevento e Avellino, ed è un dolce che in origine si preparava con il miglio. Successivamente poi, ovviamente con le contaminazioni tipiche della cucina e della gastronomia napoletana, è diventato un dolce preparato con la semola, al quale poi si sono aggiunti i cedri, ed è diventato un dolce tipico dei buffet dei Borbone e poi successivamente dei Savoia. Ovviamente il dolce oggi ha una connotazione del tutto particolare che ricorda un po' la polenta. Allora andiamo in cucina con Stefano e scopriamo qual è la ricetta. Andiamo. Gli ingredienti del migliaccio. Un buon migliaccio oggi si ottiene con semola cotta precedentemente sul fuoco. Vogliamo dare anche gli ingredienti? Della semola? Sì. 200 g di acqua, 175 g di semola. Facciamo bollire dell'acqua con un pizzico di sale, mettiamo il semolino e otteniamo questo composto una volta raffreddato. Dopodiché uniamo la ricotta. Vediamo tutti gli altri ingredienti. Sì, 500 g di ricotta. Poi abbiamo 250-280 di zucchero, 150 di cubetta arancia, 5 uova, cannella, buccia d'arancia e buccia di limone. Cominciamo ad unire un po' di ricotta col semolino, che è abbastanza duro il semolino, deve assorbire la ricotta. E lavoriamo, appastiamo a mano. Quando comincio a vedere che ha assorbito la ricotta, andiamo ad aggiungere il restante della ricotta, sempre un po' per volta. Dopodiché gli aggiungiamo lo zucchero, facciamo lo stesso passaggio come abbiamo fatto con la ricotta, un po' per volta. A pioggia un po' per volta. A questo punto posso togliere anche le mani. È importante all'inizio sentire la consistenza. Sì, perché la consistenza il semolino è abbastanza duro. Cambio un attimo il guanto. Possiamo continuare con sì, una spatola. Con una spatola. Incominciamo anche ad agitare così facciamo sciogliere bene lo zucchero che sta dentro. Cubetti di arancia. Cubetti di arancia. Buccia di arancia. Una metà? Sì, una metà va bene. Facciamo anche lo stesso con il limone. Sempre una metà. Sì. Cinque uova, facciamo 2 per volta. Mettiamo 2. E poi impastiamo. Giusto. Mettiamo ancora 2 uova. Gli aggiungiamo la cannella. Si sente il profumo di cannella. Si sente, la senti? No, sì. Un po' d'olio. Carta da forno, tagliamo, vedi, facciamo un taglio giusto il ruoto, lo mettiamo al centro del ruoto sotto. Andiamo a metterci il ripieno all'interno, sì. È pronto per essere fornato. Quanto tempo? 180 gradi, 20 massimo 30 minuti. Ecco il risultato. Bello dorato. Bello dorato. Come potete vedere, il migliaccio appena uscito dal forno è un po' come una polenta. Ovviamente, come abbiamo detto, si faceva con il miglio. Successivamente, nelle ricette più recenti, che poi sono anche quelle napoletane, si fa con la semola e ha avuto anche la contaminazione, che possiamo dire, della pastiera, cioè i cedri. E alla fine si serve in questa maniera: una spolverata di zucchero, ed è pronta per essere mangiata.